Il 1° maggio 1945 gli alleati entrarono a Udine, che riacquistò la propria libertà dopo 20 mesi di occupazione e di oppressione nazista. Il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale di Udine assunse tutti i poteri di amministrazione e di governo per la provincia friulana, esercitando tali poteri in nome del governo nazionale. Il socialista Giovanni Cosattini, presidente del Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale, venne nominato sindaco del capoluogo friulano, affiancato da Egidio Zoratti del Partito Liberale e Antonio Feruglio del Partito Comunista come vice sindaci. La scelta di Giovanni Cosattini come primo cittadino del comune di Udine era pienamente conforme ai requisiti fissati dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia nell'agosto 1944. L'esponente socialista seppe effettivamente svolgere un ruolo di equilibrio e di mediazione nella difficile opera di ricostruzione materiale e morale del Friuli dopo i 20 mesi di occupazione nazista e fascista. Cosattini venne anche chiamato a far parte nel settembre del 1945 della Consulta Nazionale. Essa era, in assenza di una rappresentanza popolare, un'assemblea consultiva per rendere l'azione di governo più aderenti alle correnti della pubblica opinione e alle forze vive del Paese. Ne facevano parte 440 membri. La consulta dava pareri sui problemi di carattere generale e sui provvedimenti legislativi che il governo le sottoponeva. Ai membri della consulta era consentito proporre leggi. I consultori erano nominati dal governo, in rappresentanza dei partiti politici, in particolar modo quelli del Comitato di Liberazione Nazionale, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, dell'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia e di altre associazioni di reduci, in rappresentanza del mondo della cultura e delle libere professioni, e inoltre fra gli ex parlamentari antifascisti, in particolare i deputati dichiarati decaduti dal fascismo con la mozione 9 novembre 1926 e deputati che dal 3 gennaio 25 in poi avevano fatto la Camera opposizione al governo fascista e senatori che, sempre dopo il 3 gennaio 25, avevano ottenuto un atteggiamento di opposizione. I lavori della consulta facevano capo a 10 commissioni. L'inizio dei lavori fu fissato per il 25 settembre 1945. Desidero ricordare un intervento alla consulta del 15 gennaio del 1946 sulla situazione della Venezia Giulia di Giovanni Cosattini. Sostenne in quella occasione che la patria, la propria patria, intanto si onora in quanto nella stessa misura, nella stessa maniera, noi onoriamo e rispettiamo la patria altrui. Il Friuli fu rappresentato alla consulta anche da un altro ex parlamentare della 27ª legislatura che come Cosattini fu dichiarato decaduto dal mandato parlamentare con la mozione 9 novembre 1926. Si tratta dell'ex deputato del Partito Popolare Luciano Fantoni, che era stato sindaco di Gemona durante la Grande Guerra. Verrà eletto alla Costituente e 2 anni dopo nominato senatore di diritto nella prima legislatura repubblicana. Della consulta fecero parte il dirigente comunista Mario Lizzero e l'imprenditore carnico Fermo Solari, entrambi figure di spicco della Resistenza. Mario Lizzero, commissario di tutte le brigate Garibaldi del Friuli, fu l'anima della resistenza garibaldina friulana. Fu eletto deputato nel 63, carica che ricoprì per 3 legislature sino al 1976. Fermo Solari, dopo essere stato commissario della formazione azionista friulana Giustizia e Libertà,
costituita nel settembre 1943, rivestì ruoli di primo piano nell'esecutivo militare regionale veneto e successivamente ricoprì il ruolo di vicecomandante generale del Corpo Volontari della Libertà dal 10 novembre 1944 al 25 aprile 1945 durante l'assenza e la detenzione di Ferruccio Parri. A partire dal 1947 decise di dedicarsi all'attività industriale e nel 1958 fu eletto senatore della Repubblica nelle liste del Partito Socialista. Il Friuli occidentale espresse come consultore l'avvocato sacilese, ma che esercitò la propria attività a Milano e solo sporadicamente in Friuli, Luigi Gasparotto, ex parlamentare di orientamento radicale, che nelle elezioni politiche del maggio 1921 si era candidato in rappresentanza degli ex combattenti, entrando in 2 liste del Blocco Nazionale. Dopo il delitto Matteotti era passato all'opposizione costituzionale ed era vissuto in esilio durante gli anni del regime. Negli anni successivi aderì al Partito Democratico del Lavoro, ricoprì incarichi ministeriali negli anni 45-47, fu eletto all'Assemblea Costituente e venne nominato agli inizi del 48 senatore di diritto per la prima legislatura repubblicana.